Si dà inizio alla cerimonia del 200° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria. Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 200° anniversario di fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria. In occasione del 200° anniversario della Costituzione del Corpo, sono lieto di esprimere l'apprezzamento della Repubblica e di formulare le più vive espressioni di gratitudine alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria per il costante e generoso impegno che pongono in un ufficio così prezioso per la sicurezza dei cittadini e la coesione sociale. Con spirito di servizio, la Polizia Penitenziaria quotidianamente contribuisce al mantenimento dell'ordine ed asseconda il complesso percorso di rieducazione dei condannati, dando così adempimento ai precisi obblighi in tal senso sanciti dalla Costituzione. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza spetta alla Polizia Penitenziaria il difficile compito di far fronte alle situazioni di sofferenza e di disagio proprie della realtà carceraria, compito assolto grazie all'abnegazione ed alla non comune professionalità degli appartenenti al corpo, pur a fronte delle innegabili criticità del sistema carcerario. In questo giorno di solenne celebrazione, nel rendere omaggio alla memoria dei caduti nell'esercizio del dovere e nell'esprimere ai loro familiari la vicinanza del Paese, rinnovo a tutti i componenti del corpo, ai colleghi non più in servizio e alle loro famiglie sentiti auguri. Sergio Mattarella. Lettura del testo dell'intervento del signor Capo del Dipartimento in occasione dell'annuale festa del Corpo di Polizia Penitenziaria, tenutasi in Roma lo scorso 19 settembre. Il Corpo celebra solennemente il bicentenario di fondazione. 2 secoli di storia che hanno visto crescere questa istituzione fin dalla sua nascita, con le leggi patenti promulgati dal 18 marzo 1817 da Vittorio Emanuele I di Sardegna e con il regolamento delle famiglie di giustizia. Successe loro nel 1890 il valoroso corpo degli agenti di custodia, finché si giunse nel 1990 all'odierna Polizia Penitenziaria, che è stata interprete del progresso del sistema penitenziario, connotandosi sempre più per insostituibile specificità. Un corpo che dalle radici del proprio passato attinge forza ed energia per essere all'altezza delle difficili sfide che la complessità della situazione nazionale e internazionale ci pone. Rivolga agli agenti di custodia che vi hanno preceduto in questo difficile e complesso percorso umano e professionale un pensiero di profonda riconoscenza. Uomini che hanno indossato con orgoglio l'uniforme, in anni in cui il carcere era un luogo ancora non aperto alla partecipazione della società civile come lo è oggi. Voi, donne e uomini della Polizia Penitenziaria, avete raccolto il testimone e lo portate con orgoglio, affrontando con coraggio e abnegazione il compito di essere sempre e comunque baluardo della legalità, all'interno e all'esterno dei luoghi di detenzione. Il ruolo della Polizia Penitenziaria è dunque oggi quando mai strategico e incisivo per la sicurezza del Paese. Voi tutti rappresentate lo Stato negli istituti penitenziari, dove siete chiamati ad agire con fermezza, equilibrio, saggezza e con la più generosa disponibilità
per finalità di alti valore sociale. Ma il servizio reso alla società va oltre, con l'assunzione di difficili compiti rispondenti alle nuove esigenze. Alla memoria dei nostri caduti ci inchiniamo con devota gratitudine e commozione. Alle loro famiglie va il nostro affettuoso abbraccio e la nostra vicinanza, memori del dolore e dell'incolmabile vuoto lasciato dai loro cari. Oggi, come ieri, vi siamo grati e siamo grati alle vostre famiglie che con noi tutti condividiamo l'orgoglio per essere protagonisti della legalità, della sicurezza del nostro Paese. La nostra polizia penitenziaria saprà farsi sempre più valere in tutti i campi di azione in cui è chiamata ad operare, continuando a distinguersi per l'abnegazione nell'adempimento del dovere, per il generoso altruismo e per il senso dello Stato. Viva la polizia penitenziaria, viva l'Italia! Santi Consolo! Prende ora la parola il comandante del reparto di polizia penitenziaria di stanza presso la casa circondariale di Agrigento, commissario capo Giuseppe Lofaro. Ispettore, dia il riposo. Signor Prefetto, illustri autorità civili e militari, gentili signore e signori, la vostra partecipazione all'odierna celebrazione del 200° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria è motivo di vanto e di compiacimento per il reparto di questo istituto penitenziario che ho l'onore di rappresentare. E questa è un'ulteriore tangibile testimonianza del legame solido e significativo tra Polizia Penitenziaria, istituzioni e cittadinanza tutta. Questa è una ricorrenza molto particolare, si festeggiano i 200 anni di vita del Corpo, che in ogni momento ha confermato la sua eccezionale valenza. In tutto questo tempo l'istituzione è stata particolarmente attenta ad alimentare lo spirito e i sentimenti del poliziotto penitenziario, a sostenere il suo senso della lealtà, dell'orgoglio di appartenenza, dell'amore verso la patria. Tutti elementi assolutamente necessari a fortificare ed esaltare lo spirito di servizio, di sacrificio e la dedizione dei singoli poliziotti penitenziari su cui si basa l'efficienza dell'amministrazione tutta. Efficienza e professionalità unite alla generosa disponibilità per le esigenze dell'utenza. La professionalità è un aspetto sul quale l'amministrazione ha investito molto, adeguando negli anni i criteri di formazione, aumentando via via la durata dei cicli di studio. I percorsi di forte specializzazione sono stati riservati ad alcuni, quale quello relativo alla banca dati del DNA, mentre è stata ampliata la capacità di osservazione, prevenzione e intervento per tutti gli altri. Despondere spem munus nostrum. Garantire la speranza è il nostro motto. Per noi coniato in ragione dell'articolo 27 della Costituzione, è il motto della Polizia Penitenziaria, che rappresenta lo spirito di servizio e di sacrificio, l'abnegazione, il generoso altruismo, il senso dello Stato e la fedeltà, unita all'orgoglioso senso di appartenenza. L'utenza oggi, come 200 anni fa, sa che può contare sul poliziotto penitenziario, austero e professionale, tutore dell'ordine e della sicurezza, ma anche figura amica, figura buona al quale rivolgersi in caso di bisogno. Tali peculiarità sono fruttuosamente riunite ed esaltate nella figura degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti assistenti, protagonisti della vita penitenziaria e primi interpreti delle istanze dell'utenza, che operando nel silenzio consigliano, rassicurano, proteggono, risolvono i problemi di ogni genere dei ristretti, nei confronti dei quali devono saper agire con fermezza, equilibrio, con la più generosa disponibilità e la saggezza del buon padre di famiglia. Questo è un anno particolare non solo per i 200 anni di vita del Corpo, ma anche perché finalmente il legislatore ha provveduto a sanare un'ingiustizia che si trascinava da tanto tempo.
il riallineamento delle carriere che fino a qualche giorno fa si sviluppavano in condizioni di disparità rispetto al corrispondente ordinamento del personale della Polizia di Stato. Una disparità assolutamente ingiusta, posto che la Polizia Penitenziaria appartiene a pieno titolo alle forze di polizia, con una specializzazione che rende insostituibile il suo ruolo, a garanzia della sicurezza e della legalità del Paese. Sicurezza e legalità, custodia e vigilanza, umanità e rieducazione, dunque sono le parole chiave che declinano gli ambiti delle funzioni della missione del nostro corpo, chiamato ad operare in un contesto emergenziale drammatico, come testimoniano ancor più delle cifre del sovraffollamento, dai tentati suicidi e da quelli autolesionistici. Ogni atto di autolesionismo rappresenta la spia di un disagio ambientale e personale che l'amministrazione non può e non deve trascurare, anche se spesso di fronte a questi gesti di disperazione non resta altro che la determinazione, la tempestività e il coraggio che caratterizzano l'azione del poliziotto penitenziario. La festa del corpo annualmente consente di tracciare un bilancio sulla difficile missione assegnata alla Polizia Penitenziaria che, consolidata tradizione, viene conseguita in maniera silenziosa. L'attività istituzionale riveste una particolare importanza se si considera come essa sia rivolta da un lato alla difficile e meritoria opera di recupero dei detenuti e il progresso civile del Paese, dall'altro alla lotta contro la criminalità e il terrorismo per l'affermazione della giustizia e della sicurezza sociale. Vogliate ora permettermi di spendere alcune considerazioni sul reparto di Polizia Penitenziaria operante in questa casa circondariale. 213 unità di Polizia Penitenziaria, a fronte di un organico di 300, che nell'anno 2016 hanno provveduto a vigilare e osservare una media di 360 detenuti, attivando per 499 soggetti le complesse e onerose procedure di ingresso in istituto. Donne e uomini che hanno proceduto al compimento di 71 specifiche attività di polizia giudiziaria delegate dall'autorità competente, che hanno provveduto a formalizzare 190 informative di reato per fatti occorsi soprattutto all'interno dell'istituto e concernenti principalmente detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, lesione personale, minaccia, violenza e resistenza al pubblico ufficiale, furto, violenza privata e danneggiamento, che hanno consentito si perfezionassero ben 431 perquisizioni ordinarie ambientale, di cui 2 hanno interessato tutto l'istituto e 7 eseguite con l'ausilio delle unità cinofile del corpo. Attività operative volte a garantire gli standard di sicurezza prescritti, sempre condotte nel rispetto della dignità della persona perquisita e delle cose di sua proprietà. Donne e uomini che hanno permesso si traducessero 2010 detenuti e internati in aula di giustizia o in altre sedi penitenziarie. 323 sono state le traduzioni per visita ambulatoriale in strutture sanitarie pubbliche, assicurando altresì il piantonamento di 32 ricoverati in luoghi esterni di cura, che hanno vigilato in modo rigoroso ma discreto sull'effettuazione di 11.139 colloqui visivi e di 6.759 contatti telefonici dei ristretti con i loro familiari, che con la loro esperienza, acume e professionalità in 8 occasioni hanno interrotto l'esecuzione di atti autosoppressivi posti in essere dai ristretti che per le loro modalità e per la determinazione dimostrata avrebbero portato gli stessi a morte certa. In ultimo voglio ricordare che il sovrintendente Pirri Benedetto, in servizio presso questo comando di Polizia Penitenziaria, è destinatario di medaglia d'oro al valor civile, conferita dal Presidente della Repubblica per avere posto in essere, libero dal servizio, atti di coraggio che hanno permesso il salvataggio in mare di 2 bagnanti che stavano rischiando di annegare, mettendo a grave repentaglio la propria vita. Un reparto quindi che ha prodotto e produce sicurezza sociale, che tenta di assicurare sempre maggiore efficienza nell'espletamento dei propri compiti e servizi, nonostante le oggettive e onerose condizioni lavorative. Un reparto comunque dinamico, che si confronta sul piano paritario e di massima collaborazione con le altre forze di polizia. Ai loro rappresentanti rivolgo un sincero ringraziamento per la fattiva sinergia raggiunta nella comune opera di prevenzione e di repressione della criminalità. Particolare gratitudine sento di dover esprimere alle famiglie delle colleghe e dei colleghi. Essi hanno un ruolo determinante nel sostenere i propri cari e restituire loro quella serenità, quell'entusiasmo e quella motivazione a volte compromessi da un servizio così logorante. Con il pensiero rivolto a coloro che hanno operato sino all'estremo sacrificio nell'adempimento del dovere, formulo a tutti voi, colleghe e colleghi, compresi quelli che in questo momento stanno assicurando l'ordinario svolgimento dei servizi di istituto, un caloroso, sentito e sincero augurio.
Grazie di vero cuore a voi uomini e donne della Polizia Penitenziaria che anche in momenti non semplici riuscite a mantenere vivo l'amore per questo bellissimo lavoro, sempre a contatto con il profondo dell'animo umano. Viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia! Prende ora la parola il direttore della Casa Circondariale di Agrigento, dottor Aldo Tiralongo. Ispettore di riposo. Eccellenza, autorità, civili e militari, illustri ospiti, porgo il mio saluto e quello dell'amministrazione penitenziaria, grato innanzitutto di averci voluto onorare, accettando il nostro invito a questa celebrazione che ci consente di rinnovare con la vostra presenza il nostro giuramento di fedeltà e lealtà allo Stato. Saluto gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, i loro familiari, i nostri affettuosi pensionati che non mancano mai di far sentire il loro attaccamento al corpo. Saluto ancora tutto il personale dipendente, gli insegnanti, il personale sanitario, parasanitario, i volontari, il nostro cappellano, quanti a vario titolo prestano la loro collaborazione e il loro impegno al nostro fianco. È un saluto colmo di gratitudine per la vicinanza e l'aiuto che mi avete dato in questa finora breve reggenza. Un caro saluto ancora anche ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che, consapevoli del lavoro da svolgere nell'interesse dei lavoratori, mi hanno coadiuvato con una preziosa opera di sollecitazioni e proposte. Un sentito grazie alla dottoressa Siracusa, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, che ci ha voluto offrire un rinfresco per chiudere con un momento di gioiosa convivialità questa celebrazione. Ricorre oggi il 200° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria e proprio per questa importante ricorrenza il Comune di Favara ci ha voluto pregiare del ruolo di testimonial della Festa della Legalità 2017, donandoci anche una tela dipinta dal maestro Patti che raffigura la storia del Corpo, tela che oggi può essere ammirata in una sala all'interno dello spaccio. Ricorre pure il 27° dalla riforma del 1990 che, sopprimendo il corpo degli agenti di custodia, dava vita ad una nuova forza di polizia a ordinamento civile. Una riforma, quella del 1990, certamente importante, ma sotto certi aspetti obbligata, per rendere l'intero sistema penitenziario coerente con i dettami della Costituzione e con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975. Vi era un contrasto palese fra il corpo degli agenti di custodia, quale corpo militare, e il nuovo ordinamento penitenziario che poneva al centro dell'esecuzione penale quale soggetto da custodire ma anche da recuperare il detenuto. Una riforma che definiva una nuova concettualizzazione del poliziotto penitenziario, quale garante dell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e partecipe all'osservazione e al trattamento. Alla Polizia Penitenziaria con quella riforma venivano pure assegnate nuove competenze nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di pubblico soccorso, di traduzione dei ristretti da istituto ad istituto, presso le aule giudiziarie per lo svolgimento dei processi, presso i luoghi esterni di cura e nel caso di ricovero il servizio di mantonamento. Nuove competenze e nuove professionalità svolte con spirito di sacrificio e alto senso dello Stato. Professionalità, spirito di il senso dello Stato di cui si è data ampia dimostrazione in uno dei momenti più difficili della storia penitenziaria, quella recentissima in cui, a fronte di una capienza massima di circa 45.000 posti, si è raggiunta una popolazione detenuta di oltre 70.000 unità, con risorse strumentali finanziarie e umane sempre più ridotte, mentre la Comunità Europea
condannava l'Italia per il grave sovraffollamento che rendeva degradanti e disumane le condizioni detentive, la polizia penitenziaria è riuscita, nonostante tutto, a mantenere la disciplina, l'ordine e la sicurezza nelle carceri, consentendo nello stesso tempo spazi di agibilità per lo svolgimento delle attività trattamentali. Quelle condizioni sono mutate nel tempo, grazie certamente ad una aumentata capienza delle strutture penitenziarie. Oggi contiamo circa oltre 50.000 posti rispetto ai 45.000 di allora, ma anche e soprattutto per le novelle legislative che hanno avuto un effetto deflattivo per la popolazione detenuta. Con la legge 199 del 2010 sono stati scarcerati in Italia per fruire della detenzione domiciliare ben 21.923 detenuti. Oggi il trend purtroppo è tornato a crescere. Al 31 agosto scorso i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 57.393. Ad Agrigento alla stessa data registravamo 344 detenuti a fronte di una capienza di 283 posti. A giorni qui ad Agrigento riprenderanno i lavori per un nuovo padiglione detentivo e per la riapertura di un reparto ormai da tempo chiuso. Così aumenterà certamente la capienza, ma non sarà in grado di fronteggiare una popolazione detenuta in numero sempre crescente, se non si pone mano a riforme legislative volte a rendere il carcere extrema ratio e non risposta sanzionatoria principale. Questo è ancor più urgente alla luce della recente relazione del Comitato per la prevenzione della tortura della Comunità Europea, che, anche senza un'esplicita condanna e dando atto dei passi avanti compiuti dallo Stato italiano, pur tuttavia segnala una situazione nuovamente al limite. L'amministrazione penitenziaria sta facendo la sua parte. Da qualche anno ha lanciato una nuova sfida che porta con sé, anzi presuppone come elemento essenziale, un rinnovamento culturale della stessa amministrazione a tutti i livelli, da quello centrale a quello periferico. Questa nuova sfida si chiama custodia aperta e vigilanza dinamica. Entrambi sono i capisaldi di un nuovo modello di esecuzione della pena detentiva. La custodia aperta per detenuti di media sicurezza non è un artificio inventato per evitare il degrado umano determinato dal sovraffollamento. Esso rappresenta il compimento della riforma voluta dal legislatore nel 1975 prima e dalla legge Gozzini dopo. La valutazione scientifica della personalità del detenuto, svolta da tante figure professionali, dall'educatore all'assistente sociale, dal poliziotto penitenziario allo psicologo, in fondo si sviluppava entro i ristretti ambiti del colloquio con il ristretto, la cui vita e la cui giornata scorreva entro le mura della sua cella, diventato con il sovraffollamento un carnaio. Con il nuovo modello di detenzione si è modificato il perimetro detentivo del detenuto e si possono cogliere aspetti relazionali dapprima sconosciuti. La valutazione della personalità del soggetto utilizza strumenti nuovi rispetto alle tecniche professionali del colloquio, inseriti in un processo più ampio di conoscenza del detenuto, quindi raccolta dati, valutazione congiunta, confronto, scambio di informazioni, rapporto virtuoso di sinergie. Processo di conoscenza del detenuto che coinvolge anche gli operatori della sicurezza, chiamati ad abbandonare la logica del posto fisso e della sorveglianza visiva, come si dice face to face, per un nuovo sistema di vigilanza dinamica. La vigilanza dinamica non rappresenta solo un modello diverso di sorvegliare, ma soprattutto un modello culturale totalmente nuovo. Il poliziotto penitenziario, sottratto alla solitudine della vigilanza fissa in sezione, è chiamato ad un controllo del territorio. Ciò presuppone un'attività di intelligenza, la conoscenza dei punti e dei momenti critici dell'istituto, intercettare segnali che indicano possibili emergenze, studiare la formazione di clan contrapposti per il predominio sulla vita penitenziaria, utilizzo della sorveglianza remota per cogliere ogni aspetto che meriti di essere immediatamente segnalato per il pronto intervento della pattuglia. Sorvegliare attraverso la conoscenza del territorio e del detenuto. Questa è la nuova asticella che ci è stata posta. Per superarla occorre grande professionalità e capacità di lavoro di squadra, grande collaborazione, confronto, dialogo, sinergia.
Anche in questo istituto, forse in un periodo poco adatto, eravamo a ridosso delle ferie estive, è stata attivata la vigilanza dinamica e la custodia aperta per i detenuti di media sicurezza. Allo scopo è stato installato in tutto l'istituto un moderno sistema di videosorveglianza. Siamo ancora nella fase di sperimentazione, di aggiustamenti. A breve, con una nuova organizzazione del lavoro di concerto con la rappresentanza sindacale, il nuovo modello di esecuzione della pena detentiva sarà definitivamente avviato. Importante passo avanti, insieme ad altri già compiuti, ma tanti altri ancora dovranno essere fatti. Interventi sulla struttura, sul regime penitenziario, sulla organizzazione e sui procedimenti dell'attività lavorativa, perché siamo convinti che dignità del lavoro vuol dire lavorare in una struttura non fatiscente e abbandonata, in ambienti decorosi, civili e moderni. Abbiamo speso dall'ottobre scorso ad oggi oltre 350.000 euro per la riparazione dei tetti, per l'acquisto di nuovo arredo, per l'automazione dei cancelli, per la videosorveglianza, per la riapertura dello spaccio. Perché siamo convinti che ogni misura che vada oltre la restrizione della libertà personale del detenuto è afflizione non consentita dalla nostra Costituzione. E quindi custodia aperta, docce una volta al giorno, possibilità di conservare in frigo i cibi, agevolazione nei contatti con i familiari, recupero delle sale colloquio, oltre 180 detenuti, quindi pari oltre la metà della popolazione detenuta, che potranno seguire i corsi scolastici gestiti dall'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara e dal CPIA di Agrigento. Perché siamo convinti che un'amministrazione, per essere moderna, efficace ed efficiente, deve snellire le proprie procedure, sfrondarle da tutto ciò che le appesantisce, svolgersi su parametri di grande confronto, sinergia, scambio di informazioni. La strada è molto lunga, abbiamo iniziato a percorrerla insieme. A voi, uomini e donne della Polizia Penitenziaria, a voi, uomini e donne dell'amministrazione tutta, chiedo di continuare insieme questo percorso, ma non vi chiedo di collaborarmi, vi chiedo qualcosa di più, anticiparmi in questa opera di rinnovamento e di trasformazione, anticiparmi in quest'opera di realizzazione degli obiettivi che la nostra amministrazione e la nostra Costituzione ci chiedono di realizzare. Costringetemi ad inseguirvi con suggerimenti, proposte, progetti. Questo vi chiedo. Viva la Polizia Penitenziaria, viva la Repubblica. Verranno ora consegnate alcune ricompense concesse ad appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio in questa casa circondariale particolarmente distintosi. Lode del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'assistente capo Vento Antonio. Con la seguente motivazione. In servizio all'interno di una sezione detentiva della casa circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di capacità professionali e qualità umane, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Sciacca, 18 febbraio 2013. La ricompensa viene consegnata da Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento, dottor Nicola Diomede. Lode del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'ispettore capo La Rocca Girolamo e all'assistente capo Marchica Luigi.
con la seguente motivazione: liberi dal servizio unitamente ad altro personale, riconoscendo nel comportamento sospetto di due individui intendimenti criminosi, dimostrando capacità professionali ed operative, li sottoponevano a perquisizione personale, rinvenendo sostanza stupefacente e li assicuravano alla giustizia. Palermo, 3 ottobre 2013. La ricompensa viene consegnata dal signor Procuratore della Repubblica di Agrigento, dottor Carlo Cinque. Encomio del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'assistente capo Romano Salvatore. Con la seguente motivazione: libero dal servizio, dimostrando grande professionalità e capacità di intervento, riusciva a bloccare il tentativo di suicidio di una donna che aveva scavalcato il parapetto di un viadotto con il chiaro intento di lanciarsi nel vuoto. Agrigento, 10 ottobre 2012. La ricompensa viene consegnata dal signor Questore di Agrigento, dottor Maurizio Auriemma. La cerimonia si conclude con la preghiera del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ascolta, o Signore, la nostra preghiera. Dacci luce e forza perché possiamo riuscire a svolgere bene il nostro difficile compito di tutelare la società nell'aiutare chi ha sbagliato per debolezza a ritrovare il senso morale della vita. La tua parola illumini la nostra vita, il tuo amore sostenga la nostra fatica. Benedici, o Signore, la nostra cara patria, tutti i nostri reparti, le nostre famiglie e i fratelli che ci sono affidati. Dona la tua pace a tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio dovere. O Vergine Maria, Madre di Dio, ispiraci sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono la detenzione, in modo che siano con noi conciliati, e il sentimento fraterno e la necessità del dovere. Prega per noi, o San Basilide, nostro patrono, così che la tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio, sia per noi tutti il fulgido esempio di immancabile sostegno e di vero conforto. Amen. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria è lieto di offrire alle autorità e agli ospiti un sobrio rinfresco nel piazzale di questo istituto penitenziario.
Ecco, un momento importante, consuntivo di fine anno, e si festeggia anche il bicentenario del Corpo della Polizia Penitenziaria. Ma la Polizia Penitenziaria, al pari delle altre forze di polizia, svolge un ruolo molto importante nel nostro territorio. Questa casa circondariale è assolutamente vitale nel sistema penitenziario, ne abbiamo un'altra in provincia a Sciacca, e il lavoro che svolgono gli agenti e gli ufficiali penitenziaria è molto delicato ed è molto importante. Ecco, l'importante è che questo lavoro, questa dimensione del loro servizio non rimanga chiusa all'interno, come si dice in gergo, delle carceri, ma venga anche aperto così com'è anche alla cittadinanza. Quindi questa festa, questo momento comune è proprio un bel segno di apertura e ampliamento nella tradizione della struttura detentiva, delle persone che lavorano nella struttura detentiva verso il territorio. Quindi sono assolutamente onorato dell'invito e molto contento di essere presente. Dottor Aldo Tiralongo, festa della Polizia Penitenziaria, siamo al bicentenario, un momento in cui si fa anche una sintesi dell'attività svolta e saranno anche consegnati dei premi, dei riconoscimenti alla carriera, al lavoro che gli agenti hanno fatto durante l'anno. Sì, una celebrazione importante perché ricorre il 200° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria. In un momento particolare perché dopo la grave crisi di qualche anno fa del sovraffollamento degli istituti penitenziari d'Italia, adesso dopo aver posto rimedio in qualche modo è arrivato ad una popolazione detenuta che poteva essere ben mantenuta all'interno degli istituti, adesso il trend è andato nuovamente a crescere. Questo ci impegna nuovamente per cercare di mantenere sempre la sicurezza, l'ordine e la disciplina, non facendo mancare però quegli spazi di agibilità per le attività trattamentali, perché il nostro compito è anche quello di recuperare i detenuti. Riconoscimenti e premi verranno dati, se ci fa anche una sintesi. Sì, saranno dati 3 riconoscimenti del capo del Dipartimento, del personale che si è praticamente distinto, si tratta di attività importanti compiute in servizio e fuori servizio, questo a dimostrazione dell'alta professionalità del Corpo della Polizia Penitenziaria. Le attività che fate sono tante, anche durante il corso dell'anno noi siamo stati anche testimoni di momenti in cui si cerca anche di intrattenere il detenuto e anche con attività sociali che lo possono riqualificare. Sì, abbiamo iniziato proprio ieri il nuovo anno scolastico, registriamo con soddisfazione circa 180 detenuti iscritti ai corsi scolastici gestiti dall'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara e dal CPIA di Agrigento. A questi aggiungiamo poi i detenuti che lavorano, per cui quasi la totalità dei detenuti oggi è impegnata in attività di istruzione o lavorative. Bicentenario oggi della festa della Polizia Penitenziaria, ecco un momento importante in cui si tirano le somme, com'è andata? Beh, sono 200 anni di vita che sembra siano trascorsi così molto velocemente, perché noi abbiamo un corpo molto dinamico, molto reattivo, che fa sicurezza ed è integrato perfettamente con le altre forze di polizia, con le quali agisce in perfetta sintonia per la repressione, la prevenzione e la repressione del crimine, sia organizzato che ordinario. Verranno dati anche dei riconoscimenti secondo qual criterio? Sì, verranno dati dei riconoscimenti in base a delle valutazioni fatte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma a personale che si è particolarmente distinto sia nell'espletamento del proprio dovere in servizio, ma ce n'è un riconoscimento che riguarda un'attività svolta da un dipendente, da un assistente capo fuori servizio, che è riuscito a salvare una persona che voleva suicidarsi. Quindi... il vostro impegno quotidiano dei vostri agenti è anche quello di collaborare col detenuto, di farlo crescere anche culturalmente? Assolutamente sì, assolutamente sì. La nostra mission è rieducare e reinserire le persone che hanno sbagliato nella società migliore.
migliori rispetto a quanto sono entrate. Molto spesso ci riusciamo, altre volte un po' meno, però noi ce la mettiamo tutta, e chi ha un minimo di predisposizione a poter migliorare e migliorarsi, noi ci diamo tutte le opportunità all'interno dell'istituto attraverso tutti i corsi scolastici, tutti i corsi trattamentali, tutte le attività di supporto che vengono espletate all'interno dell'istituto da personale specializzato, coadiuvato dall'area della sicurezza, per raggiungere questo obiettivo, appunto, che è il reinserimento sociale del reo. C'è anche uno staff di psicologi, sociologi che vi aiutano anche nell'assistenza? Assolutamente sì, questo sono varie figure, varie anime che compongono lo stesso corpo e che hanno tutti la stessa missione, lo stesso obiettivo, e cioè quello di rieducare il soggetto a una vita sociale tranquilla, ordinaria e soprattutto onesta. Si può dire che il carcere Agrigento è un carcere tranquillo, fra virgolette? No, tranquillo no, non possiamo dire un carcere tranquillo, perché abbiamo situazioni di criticità elevatissime rispetto anche ad altre realtà, dove dobbiamo per forza mettere tutto il nostro impegno per risolvere situazioni veramente critiche e dove si ha in gioco la vita delle persone.